Bene ragazzi, bentornati su Real Napoli Football dal vostro Vice Football. Siamo qui sempre per regalarvi grandi emozioni con la squadra reale del Napoli, perché vi ricordo che io sto cercando la scalata alla Divisione 1 sempre con la squadra reale del Napoli. Intanto vi invito a lasciare un mi piace se vi fa piacere supportarmi e magari anche iscrivervi al canale. Ragazzi, andiamo ad affrontare la quinta giornata di questo campionato e di questa Divisione 4. Dopo le prime 4 partite in cui abbiamo fatto 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta, l'ultima vittoria, raga, andatevi a guardare il video perché è stata una partita pazzesca, spaventosa, raga, non si è capito niente, cioè sono andato in vantaggio 2-0, sono stato ripreso dal Bayern, è, è stato assurdo e vi anticipo, se non l'avete ancora visto, che c'è un pazzesco gol del Ciolito. Comunque, detto questo, vediamo il nostro avversario per questa quinta giornata, Napoli contro Napoli. Bene, vediamo però chiaramente quale sarà la differenza, perché come potete immaginare, loro avranno i loro fenomeni, noi invece abbiamo la squadra reale presente in rosa e se mai lo stesse chiedendo, se mai questo video uscirà dopo l'ufficialità, io sto giocando con Kim perché sto registrando quando ancora il giocatore coreano non è ancora ufficialmente passato al Bayern di Monaco. Detto ciò, i nostri ragazzi stanno bene, loro giocano questa formazione che non ha senso per me, 3-3-2 ma tutti a terra, comunque hanno i loro fenomeni, bene così, bene 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 bene. Bentrovati amici telespettatori, è un piacere avervi con noi. Come potete vedere dalle immagini, dopo gli ultimi controlli in campo da parte dei Napoli difensori contro rivali, Napoli sono ragazzi, assistenti di linea e valido per la finalmente ci quinta siamo. partita della divisione Gli 4, spalti sono gremiti, i cori vanno avanti già da ci un po'. siamo, Ci attendono 90 minuti all'insegna dello spettacolo e del divertimento. si E parte, forse anche un Osimhen po' della lo sofferenza, botta. nel caso siate tifosi delle Palla squadre per campioni. Mario Rui, ha provato ad andare subito dentro, Questo niente da sportivo non fare. passa certo inosservato. Anghissa, Giocare tra queste Lozano, mura è un sogno per ogni professionista. Lozano di Lorenzo che cambia tutto verso Kvaratskhelia, anticipato, lo botta poi. Mario Rui appoggia e prova a far correre Kvara nello spazio, ci riesce, Kvara, si gira ancora Kvara, cross di Kvara, Osimhen! E poi il portiere Sommer mette in calcio d'angolo. Avranno una chance da calcio Abbiamo provato a d'angolo. cominciare Punto e subito dritto per il forte, tiro dalla come bandierina. sempre. Vediamo se sapranno sfruttarlo a dovere. Zielinski prova ad andare da Osimhen che prova a spizzare, non ci riesce. Lo bot, attenzione. Mario Rui appoggia per Lozano. Niente da fare. Oh Lobo, peccato, peccato, poteva essere un bel break. Anghissà e chiude Rachmani che prova ad allargarsi per evitare problemi. La dà Anghissà che la prova a ridare Rachmani. Rimessa con le mani. Follia di Anghissà. Comunque attenzione, Anghissà sporca il passaggio, esce Kim, la grande Kim, Errore verso qui, Osimhen, anticipato da Busquets. sulla destra. Attenzione, Lobotka recupera È palla costretto a senza sganciare. fallo. Prova a ripartire il Napoli, grande palla di Zielinski che passa a Mario Rui, palla per Kvaratskhelia che deve cambiare per guadagnare un po' di campo. Palla stoppata in maniera favolosa verso Ciuchi Lozano che prova a darla ad Anghissà, niente da fare. Attenzione Di Lorenzo, svetta la grande, Anghissà, palla per il Ciuchi Lozano che prova ad arrivare al cross, Sommer ci mette i pugni. Purtroppo Osimhen non riesce ad arrivare a colpire. Se ne provano ad andare in contropiede a Rachmani, l'appoggia a Kim, errore di Kim qui. Di Lorenzo, fantastico, allarga verso il Ciuchi Lozano, Lozano prova ad andare, lungo da Osimhen, palla strana, su cui aveva provato a fiondarsi, niente da fare. Attenzione Pedri, Kim, grande Anghissà, Di Lorenzo un po', abbiamo cominciato in realtà in maniera un po' confusa, lanciato forte ma poi stiamo giocando adesso maluccio, però Kvaratskhelia adesso può andare in profondità, Kvaratskhelia prova il cross subito, troppo su Sommer ragazzi, troppo su Sommer.
Attenzione, Anghissà prova ad andare a contrasto, ma perdiamo palla. Di Lorenzo per Anghissà, vede Kvaratskhelia, tutto molto confuso. Osimhen lascia Kvaratskhelia. Sommer ci mette una pezza. Grandissimo recupero da parte di Lorenzo. Anghissà prova ad andare da Ciuchi, ma niente da fare. Fallo laterale per noi. Giannino Di Lorenzo, Rrahmani, Di Lorenzo, Ciuchi Lozano prova a cambiare, c'è Zielinski per Osimhen che prova a darla di tacco a Kvaratskhelia, forse un po' troppo pretenzioso qui il Victorio Osimhen. Rrahmani, Kim, Lobotka appoggia per Zielinski, Osimhen per Lobo, si era fermato Lobo, peccato. Di Lorenzo cambia tutto, attenzione, deve chiudere Mario Rui che non riesce ad arrivare, c'è Di Lorenzo dall'altro lato che non riesce a contrastare l'avversario e qui ce la caviamo. Attenzione Meret, prova ad andare lungo. Meret, Osimhen, attenzione Di Lorenzo, no, Kim no. Mario Rui, mamma mia ragazzi. Questi errori non li dobbiamo fare però. Meret prova a lanciare lungo, attenzione. C'è Osimhen che prova a spizzarla verso Anghissà, però Anghissà non ci arriva. Provano adesso ad andare in contropiede, niente da fare. Mario Rui, Kvaratskhelia la mette giù, prova a girarsi Kvaratskhelia, dentro per Osimhen che si gira, Osimhen prova ad andare da Lozano, una palla stranissima onestamente, Anghissà prova a pressare, la palla è recuperata da Lozano, sbagliano tutti qua, Lobotka, palla per il Ciuchi, Lozano che prova a crossare, c'è Osimhen, niente da fare, Mario Rui appoggia per Anghissà, la palla non arriva ad Anghissà purtroppo, attenzione, recupera palla Anghissà, dentro per Kvaratskhelia, non ci arriva Kvara. Si rischia Anghissà, Osimhen, si gira Osimhen. Peccato. Ci ha provato Victor Osimhen. Bella giocata lì al limite dell'area. Niente da fare. Rilancia lungo Sommer, attenzione Kim, non riesce ad anticipare, arriva Rrahmani, palla per il Ciuchi, Osimhen prova ad andare dentro, palla che sbatte sull'avversario, Mario Rui, niente da fare, Kim prova a chiudere, Rrahmani, bella chiusura di Rrahmani che poi va a lungo da Kvaratskhelia, grande dribbling dice, grande giocata di Kvara, se ne va Kvaratskhelia che poi va al cross, c'è Osimhen che non arriva ad impattare la palla e finisce il primo tempo che finisce con noi che abbiamo tirato comunque abbastanza, in realtà anche loro 3 tiri a 2. Siamo lì, partita equilibratissima fino ad ora. Squadra a riposo, opinioni sulla gara fin qui? I troppi passaggi non andati a buon fine danno la sensazione di una squadra un po' sfilacciata. Questa mancanza di precisione si deve anche al tentativo di trovare spazi e creare azioni più propositive. Una cosa è certa, l'allenatore dovrà prendere al più presto provvedimenti. Primo tempo sullo 0-0 e dunque tutto è ancora possibile. Ci siamo. Secondo tempo. Si parte. Osimhen recupera subito palla. Osimhen fermato senza fallo qui. Stiamo provando subito a pressare forte. Mario Rui recupera una gran palla e poi la poggia per Zielinski che prova a girarsi da Kvaratskhelia che crossa in mezzo, c'è Osimhen, non riesce ad impattare. Attenzione Anghissà, Di Lorenzo dentro per Anghissà, parato di Sommer, la poteva mettere dentro Anghissà, peccato. Bella azione ragazzi, bella azione, abbiamo cominciato bene,
Zielinski prova ad andare da Victor Osimhen, che deve provare a spizzarlo. Osimhen non ci riesce. Attenzione Kim sullo, Kim, Lobotka, fantastico. Anghissà dentro subito per Osimhen direttamente. Poi Anghissà ancora a recuperare palla e può darla al Ciuchi Lozano, attenzione, Ciuchi dentro Osimhen di testa, la parata di Sommer. Mario Rui prova ad andare al contrasto, non ci riesce. Zielinski prova a recuperare palla, la recupera alla fine Mario Rui, prova ad andare a Kvaratskhelia, fermato Mario Rui. Attenzione Di Lorenzo, può saltare di testa, fantastico, recupera palla Anghissà, grandissimo recupero di palla Anghissà che può scendere, Anghissà, l'appoggia per il Ciuchi Lozano che può crossare, c'è Osimhen, la traversa e poi Kvaratskhelia l'appoggia in porta per l'1-0 Napoli, fantastico. E passiamo noi alla fine, passiamo noi con Kvaratskhelia. Passiamo noi con Kvaratskhelia, ragazzi. Forse ci siamo. Si riparte, ragazzi. Siamo partiti. Siamo passati noi 1-0. Bene così. Avanti Napoli. Adesso provano ancora ad attaccare chiaramente loro. Lobotka non riusciamo a chiudere per il momento. Attenzione, Mario Rui niente. Cross in mezzo, Meret che poi vada, e il Ciuchi Lozano, questa volta con le mani, Lozano, aspetta Osimhen, prova a dargliela, un po' troppo lunga qui. Victor, rilancio lungo di Sommer, attenzione Mario Rui, fantastico Mario Rui, prova a darla a Kvara, e guadagna anche fallo laterale, bravo Mario. Mario ripalla per Zielinski, la riappoggia a Mario Rui che la perde. I falli laterali sono sempre un mio debole, non c'è niente da fare. Rudiger prova ad andare lungo, Di Lorenzo e poi Anghissà allarga per il Ciuchi Lozano. Sulla fascia Lozano prova a crossare, stava arrivando di gran carriera Osimhen, ma è anche un po' lontano per colpire di testa. Mario Rui, fantastico per Zielinski, Osimhen, Anghissà allarga per il Ciuchi Lozano, pallaccia di Anghissà per il Ciuchi. Kvaratskhelia prova a pressare, attenzione Mario Rui, niente ancora, Kim, fallo di Kim, Per questa volta l'arbitro lo grazia. Attenzione Kimmich, rilancio di Kimmich, Kim, fantastico, Anghissà, Osimhen non riesce a fare niente, bravissimo Zielinski, l'appoggia per Kvaratskhelia che fa correre Anghissà, grandissima azione Anghissà se ne va, Anghissà cross in mezzo per Osimhen che prova a staccare, Sommer la blocca e prova a rilanciare subito con Lobotka che però è sulle tracce, non riesce a fare nulla. Attenzione, Rachmani deve chiudere. Lobotka, Anghissà, Osimhen si gira, riesce a riappoggiarla ad Anghissà che prova ad andare dal Ciuchi Lozano che penetra, Lozano dentro per Osimhen. 2-0, Victor Osimhen prova a chiuderla con un contropiede pazzesco ragazzi, contropiede pazzesco. Attenzione, forse fallo, ma recuperiamo palla con Mario Rui che questa volta spazza e fa benissimo. Osimhen prova a spizzarla, non ci riesce. Giannino Di Lorenzo non riesce a recuperare palla, attenzione, provano a penetrare Rachmani, poi Pedri, parata di Meret che decide di andare con le mani, sbaglia Lobotka, errore di Lobo, attenzione Kim, Maron accorcia Pedri, mi ha fatto un paio di puttanate e come al solito veniamo puniti subito, come al solito lui continua imperterrito con queste pause enormi. Ci siamo?
Osimhen, ragazzi, abbiamo preso un gol stupidissimo. Lobotka, Zielinski. Poggia per Mario Rui, attenzione Mario Rui, ancora palla per Zielinski che non riesce a dribblare. Attenzione Anghissa Di Lorenzo, allarga per il Ciuchi Lozano, cross di Lozano, c'è Osimhen! Provato ad andare a svettare, niente da fare. Attenzione Mario Rui, Rachmani, Mario Rui prova ad allargare verso Kvaratskhelia che c'ha un po' di spazio. Kvaratskhelia, attenzione, Kvaratskhelia prova il dribbling, la dà a Mario Rui alla fine. Mario Rui il cross in mezzo, c'è Anghissa! Sommer la para. Rachmani prova ad andare a contrasto, attenzione c'è Kim, contrasto alla grande e poi Mario Rui per Kvaratskhelia che la mette dentro. Che cazzo ha fatto Kvara, ragazzi? Cazzo ha fatto Kvara? Kim, Mario Rui prova ad allargare verso Kvaratskhelia che appoggia questa volta bene verso Zielinski che poi la dà Kvaratskhelia. Kvara non riesce a dribblare. Altra palla persa di Kvara, sanguinosa, Lobotka riesce a contrastare e poi Kim appoggia a Meret, la partita penso sia finita, Meret rilancia e finisce qui. 2-1, portiamo a casa una partita equilibratissima, ma la portiamo a casa, fanculo anche a Caressa, lui è il pareggio, che non si va a fare una sega con Benedetta Parodi, è meglio.